Nugoro e sa Sardegna de mesu ana su laboratorio tecnologico Issoro pro entrare in su venidore chi a terube berzai e proaere armatessisi possibilidades de locos aumento vaos prosa chirca che a sa Silicon Valley. E sti stau inaugurau di fattis a maniera ufficiale su progetto Make in Nuoro che rifiuta esa Camera de Commercio e da esa Giunta Camerale. Su traballu vattu vinzas a come sti stau presentau in sintesi di una conferenza in stampa, presente su presidente del Sente Camerale Agostino Cicalò, Nicola Pirina, rappresentante dei Make in Nuoro, sos assessore regionale sa Sanidade Luigi Arru e des Artesania Francesco Morandi. Lorenzo Palermo, presidente del Sailun, chi da anno straballata pros innovazione, ha fatto su mere dommo. Pros occasione ana mostrau a maniera concreta chi in sos annos ana vattu unu traballu mannu su gruppo dei specialistas a Ghiauda e Pirina. In sol laboratorio de Sailun bisogna un robot, istampantes 3D, macchinas a controllo numerico pros as aziendas de su territorio chi cherene annoare as produziones issoro o chi de cherene proporre novasa. Unu locu chi una paia anno fa che te si podiata definire fantascientificu. Custas a produziones robotica novasa poden apperre raghido novoso pros as aziendas nugoresas e las podete ponnere a su matessi pianu desas concurrentese. Sono zai una chimbantina di fatti di esas aziendas che hanno mostrau interesse pro Make in Nuoro. Assento desa rete ospedaliera, ASL unica regionale, servizio sanitario in suo territorio, sono una schistione negoziata seris in Nugor in sintesi di su convegno riforma sanitaria, noi la pensiamo così, promoviu da su Centro Democratico in sa sala conferenzias de area. A discutere di questo argomento di attualità, ca su provvedimento che pertocca as istituzione des ASL unica regionale este comma esame di su cussizzu regionale, rappresentante des istituziones regionales e nazionales. A Straballoso, coordinato da Nicola Selloni, segretario regionale del Centro Democratico, hanno partecipato in sa mesa supra riforma sanitaria e territorio, un'occasione per unire la Sardegna, su deputato Roberto Capelli, Luigi Arru, assessore regionale della Sanità e su senatore Luciano Uras. Sos agenti de su commissariato de polizia de Siniscola hanno denunziato in stato di libertà di una femmina siniscolesa de 40 anni che s'accusa di ricettazione. Sas indagini sono cominciate a pustis che i due pensionati de su locu hanno denunziato a sa polizia un lavoro in domissoro. Sos due pensionati, marito e muzzere, costrintos ambos a impreare sa cadira a rodeddas prosimogere, hanno assunto due femmine de Siniscola per los azzudare. Sa femmina de 40 anni l'hanno assunta in aprile de quest'anno. Grazie a s'elenco desoraria che li mancavata, fatto dai sur due pensionaos, sos agentes hanno potuto accertare che sa femmina ha fatto 3 versamento de oraria in unu compro oro de Siniscola per un valore de belle batomizza euro. S'armazzines de sa sprendas a connota dai sos anzianos hanno permitto a sos agentes de denunziare sa femmina. In Sardegna cras cominciano a sul ribasso dei stiu che hanno accabare su 31 di agosto. E in sa questione interveniti che in una nota sa Confcommercio regionale, ubenata chi sus cussumoso a barran instabilese, mancari sus ultimos datos Istat va vedene di un aumento de su 0,7% rispetto a su 2003. Secondo su centro di studio desassocio battessero un mezzoru in Sardegna, un 0,3% rispetto a s'anno passato che non in spesa media de 92 euro cada uno, che in punta de 140 euro, che in una spesa media a famiglia de 214 euro mescamente in solo locos turisticos. Sos commerciantes, pro necher de su tempur malu, di fattisi, non han potiu balanzare meda e sas offertas promozionales si sono cominciate a sapere già in questa ultima schida de lampadas, annau Alberto Bertolotti, presidente regionale des Associu. Sul ribassos sono un'occasione di importo pro sos consumidores e pro sos operadores commerciales sono necessarios pro sichire questo sinzale de mezzoru mancari siano galu minimos. Sichimus a pedire
sinzalese fortese e politicasa pro azudare so scussumoso in sar buttecasa, chi sempre de prusu sono tancande pro sa crisi. Bichere finzas una revisione desa normativa chi pertocca tasar vendidas promozionalese, chi oramai non poden essere sprussuzettas a sar regulas de su passau. Infine, se concluti su presidente Bertolotti, speramus chi cantu prima si pubblichen esorbandos chi pertoccana sos incentivos a su settore. Eris in Nugo resta accabata sedec edizione de Icnos Sounds, sa manifestazione dedicata ai sport, musica, natura e temas sociales, promovia dai Succeas Nuoro e dai sa Sociedade Icnos Basket Nuoro Parisabo Lotanese Volley e Cladis Club. Sor giardinettos produar dies fin una palestra, ove sorzovano nugoresos e non bezzissos, ana potiu facere disciplinas sportivas differentes che a pallacanestro, pallavolo, appilicata, ginnastica artistica, tottu accompagnau da esa musica. Sos organizzadores de Icnos Sound hanno sottolineato che esa manifestazione, da esa prima edizione, che retessero un momento sportivo, ambientale e de socializzazione, che insapunna de sparghinare e sustennere esa cultura desi spazi usano e desi sport pro tottusu. Quest'anno Icnos Sound at cherfiu ponnere paris isas tematicas sportivas e ambientales e che in una chirca supras a pinnichi separada. Sos partecipantes difatti hanno risposto a un sondaggio pro medio di un test e s'obiettivo vi cussu di azzudare la città di amezzorare su servizio di pinnichi separata. Prosor vinchidores de su concurso ligao a su sondaggio una vacanza de che diesi in su Monte Ortobene prosor zovanoso dai sossese a sorbator di chi annoso un'entrata a sa piscina pro 3 spessonese o un mese gratis in palestra pro pizzinnoso da echimbe a decannoso.